Sempre più alta la tensione internazionale, il ministro Crosetto riferisce alla Camera anche sulle basi USA a nord-est a partire da Aviano. Non siamo in guerra, dice, faremo rispettare i trattati, aeroporti tra caos e rassicurazioni. Ancora sangue sulla strada del Veneto dopo la strage di Pasquetta, scontro tra un furgone e una bicicletta, morto un ottantenne, la tragedia a Bigasio nel Veronese. Il femminicidio di Vanessa Ballano, uccisa a Riesi e Pio X nel dicembre 2023, cade l'ergastolo per il killer 42enne, la pena ridotta a 26 anni e 10 mesi in corte d'appello. 19enne trevigiana cerchiata e aggredita da un gruppo di ragazzi nel parcheggio della discoteca Aria di Mestre perché trans, la giovane filma la violenza e denuncia le forze dell'ordine. La tragedia del giorno di Pasquetta con la morte del 21enne scivolato nell'astico ad Arsiero, a Borgo Ricco, dove viveva il dolore della famiglia e degli amici. Ladri scatenati assaltano la villa dell'imprenditore Andrea Gastaldello mentre lui e la famiglia sono in chiesa a Rossano Veneto, casa sottosopra, rubati gioielli per decine di migliaia di euro. Spaventoso incendio ad Albettone, fortunatamente nessun ferito, ma il rogo distrugge il magazzino del ristorante La Torre della famiglia di Gio Formaggio, l'ex consigliere regionale e sindaco. È morto a 86 anni il magistrato Pietro Calogero, il suo nome legato all'inchiesta del 7 aprile contro il terrorismo a Padova, ha commosso il ricordo dell'ex sindaco Flavio Zanonato. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto e dunque c'è la tensione altissima internazionale in primo piano. Alle 2 di notte, ora italiana, scadrà l'ultimato, saranno le 20 a Washington, l'ultimatum lanciato da Trump all'Iran, un Trump che in queste ore ha rincarato la dose con frasi terribili sul social truth dicendo stanotte un'intera civiltà morirà. Mi auguro di no, ma potrebbe morire. Queste sono le parole davvero pesantissime del presidente degli Stati Uniti Trump, e quindi c'è una tensione altissima a livello internazionale con una situazione che potrebbe essere fuori controllo nelle prossime ore. Di fronte a tutto questo ci sono gli effetti ovviamente sia militari che economici sul nord-est, perché si sta parlando ormai ampiamente in tutto il mondo e in Europa e quindi anche in Italia dello spettro del lockdown energetico che riguarda tantissimi settori. Abbiamo parlato e ne parleremo fra poco dei carburanti per gli aerei, ma anche una serie di iniziative che potrebbero essere messe in atto proprio per andare incontro a una crisi energetica senza precedenti negli anni. Allora, il sondaggio di oggi parte proprio da qui, perché si parla di razionamenti e molte delle misure potrebbero riguardare ad esempio l'uso delle automobili. Costretti a lasciare l'auto in garage, si parla di targhe alterne, si parla di lasciare l'auto a casa la domenica, si parla di usare meno l'auto per consumare di meno. Allora, secondo voi saremo costretti a lasciare l'auto in garage? Sì, 0422 162 6691, oppure no, 0422 162 6690. Chiamata come sempre gratuita. Continuate a chiamare per tutta la durata dei nostri telegiornali, anche oltre e anche durante la prima fascia di Ring questa sera con Ferdinando Varino, e poi vedremo come vi sarete pronunciati su questa situazione e gli effetti economici della situazione internazionale. Partiamo proprio da qui, però, perché Aviano è davvero a due passi. Ne ha parlato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha fatto il punto sulle basi e sulle procedure, e ha detto anche in una nota molto politica: nessun governo ha mai cambiato gli accordi con gli Stati Uniti. Sentite. In questi anni di storia patria, nessun governo di nessun colore politico ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato l'ipotesi di denunciare o non attuare i trattati internazionali e bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Così nelle scorse ore il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto alla Camera per un'informativa sull'utilizzo delle basi statunitensi in Italia e sul caso Sigonella.
Il riferimento è al recente episodio in cui l'Italia ha negato l'uso della base siciliana ad alcuni aerei militari americani, diretti verso operazioni in Medio Oriente nell'ambito della crisi con l'Iran. Alla base della decisione la mancata richiesta di autorizzazione preventiva al governo italiano, obbligatoria per questo tipo di missioni. Secondo quanto spiegato, gli Stati Uniti avevano comunicato il piano quando i velivoli erano già in volo, ma per operazioni non automatiche è necessario un via libera politico che può coinvolgere anche il Parlamento. Una scelta con cui il governo ha ribadito due principi: il rispetto degli accordi internazionali e la tutela della sovranità nazionale sulle basi militari. Nel corso dell'intervento, poi, Crosetto ha richiamato anche la situazione della base americana di Aviano, fornendo un quadro degli ultimi anni e parlando di un'attività costante. Nel 2018, infatti, si sono registrati 525 atterraggi autorizzati, con 43 voli classificati come hot cargo, cioè con materiali sensibili o armamenti. Nel 2019 gli atterraggi sono stati 628, di cui 52 hot cargo. Nel 2020 528 operazioni con 51 velivoli di questo tipo. Nel 2021 poi 505 autorizzazioni, delle quali 43 hot cargo. Infine nel 2022 609 atterraggi complessivi, di cui 62 con carichi classificati come sensibili, numeri che fotografano un'attività continua, ma che riportano al centro il tema delle regole del controllo su operazioni militari sul territorio italiano. Noi abbiamo preso le distanze e continuiamo a prendere le distanze da ciò che non condividiamo. Ma io non penso che gli Stati Uniti siano Biden, Trump o Clinton. Così come l'Italia non è Meloni, Conte o Draghi. Sono due nazioni da sempre alleate, sulla cui alleanza si basa parte della nostra sicurezza. All'interno di questo, ciò che accade nelle basi è fissato da una legge, da ciò che ha deciso il Parlamento. La puntualizzazione dunque di Crosetto è importante, mentre di ora in ora ci si avvicina a questo ultimatum dagli scenari davvero imprevedibili e impensabili. Abbiamo parlato, e il nostro sondaggio parla di razionamenti, ci sono scenari, appunto, lo dicevamo prima in apertura, di diversa natura per quello che si prevede come essere un lockdown energetico, che ci fa tornare in qualche modo a una parola che avevamo certamente cercato di dimenticare con il Covid. Da sabato l'allarme per quanto riguarda gli aeroporti, ma fin da sabato le rassicurazioni di SAVE per quanto riguarda i razionamenti, le limitazioni di carburanti, le limitazioni dei voli, ed è una SAVE che gestisce, come sapete, Venezia, Verona e Treviso come aeroporti, che anche oggi rassicura sulla situazione. Allora, il punto di oggi. Problemi di carburante all'aeroporto di Venezia non ne abbiamo e riteniamo che se la situazione rimane immutata continueranno a non esserci. Certo, la tensione rimane alta, ma le limitazioni di approvvigionamento di carburante negli aeroporti di Venezia e Treviso, oltre che di Milano Linate e Bologna, annunciate sabato come conseguenza della guerra in Iran dalla RBP Italia, che fa capo alla multinazionale energetica britannica, leader mondiale nel settore petrolifero, non hanno avuto alcun impatto sull'operatività degli scali. La comunicazione arriva direttamente da SAVE, la società che gestisce tra gli altri gli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona. Abbiamo sempre operato regolarmente e continueremo a farlo, non ravvediamo problemi in quanto abbiamo due fornitori principali che non sono ARBP. ARBP è un fornitore secondario che lavora peraltro con pochissime compagnie aeree che si appoggiano al nostro scalo. Siamo molto tranquilli e vogliamo trasmettere anche questa tranquillità ai nostri passeggeri. Secondo SAVE, la pluralità di fornitori mantiene pienamente sotto controllo l'approvvigionamento di carburante. È un elemento che garantisce continuità e sicurezza. Anzi, sul fronte del traffico aereo, il periodo pasquale ha confermato un andamento molto positivo, con flussi sostenuti sia in arrivo che in partenza, tanto che il 2026 si sta distinguendo in questo senso per una crescita significativa rispetto all'anno precedente. Il 2026 ci vede con un traffico in crescita importante rispetto al 2025 e stiamo anche performando sopra budget.
Questa situazione peraltro in questo appunto mesi non ha avuto nessun impatto e prevediamo anche che possa esserci in generale per i paesi ritenuti safe, come sicuramente lo è l'Italia, la Spagna, potrebbero diventare mete di destinazioni attirando un traffico ancora più importante durante i prossimi mesi estivi. In un contesto internazionale che tende a favorire destinazioni percepite come sicure, Italia e Spagna stanno rafforzando la loro attrattività, tanto che a Save ci si attende un'ulteriore crescita dei flussi turistici nei mesi estivi, con ricadute positive anche per il proprio scalo. Cambiamo argomento. La cronaca giudiziaria è stato uno dei delitti più efferati che ha sconvolto di più la Marca trevigiana negli ultimi anni, il femminicidio di Vanessa Ballan, uccisa a 26 anni, rese più 10 dicembre 2023. Oggi la Corte d'Appello ha deciso di far cadere l'ergastolo per il suo assassino Bujar Fandaj. La pena viene ridotta a 26 anni e 10 mesi. Noi abbiamo rinunciato nella sostanza a tutti i motivi di impugnazione ed è stato accolto il motivo numero 4, quindi il motivo relativo al bilanciamento tra le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti. In gergo tecnico si chiama concordato ed è quello che hanno raggiunto Procura Generale e Difesa sul caso di Bujar Fandaj, il 42enne di origini kosovare condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Vanessa Ballan, la giovane mamma di 26 anni, incinta del secondo figlio, uccisa a coltellate nella sua casa di Spineda di Riese Pio X il 19 dicembre del 2023. La ricalibrazione della pena avvenuta in Corte d'Appello è una possibilità introdotta dalla riforma Cartabia, come spiega Daria Bissoli, che con la collega Chiara Mazzoccato ha rappresentato l'imputato. Le due legali erano pronte a entrare nel merito del ricorso, contestando la premeditazione e facendo valere l'atteggiamento processuale di Fandaj. Poi è prevalsa la nuova via. Sicuramente è stato un lavoro intenso che è aumentato in questi ultimi giorni, perché noi come difesa avevamo scelto una strada completamente diversa, non avevamo riflettuto su un'ipotesi di concordato, ma questa apertura al ragionamento manifestata dalla Procura ci ha accolte, non vorrei dire di sorpresa, ma ci ha fatto piacere. Quel giorno di dicembre del 2023 Fandaj dal Tivole raggiunse la casa di Vanessa in sella alla sua bici, poco dopo il dramma, con lui che entra dalla finestra sul retro spaccandola e poi aggredisce la donna. Vanessa cade a terra e qui viene accoltellata. Il 42enne, che con la ragazza aveva avuto una relazione, sarà catturato qualche ora dopo. Quanto ai familiari di Ballan, parla al momento il loro legale Simone Guglielmin. In merito a tale accordo, sulla sola quantificazione della pena, le difese di parte civile non hanno potuto tecnicamente interferire. La Corte d'Assise d'Appello ha quindi ratificato il concordato. Per quanto alle richieste delle parti civili, la sentenza conferma pienamente le statuizioni di primo grado in favore dei familiari del compagno della vittima. La sentenza a questo punto, una volta pubblicate le motivazioni, sarà definitiva e non impugnabile. Sul femminicidio di Vanessa, almeno dal punto di vista processuale, viene così posta la parola fine. Anche il concordato, a nostro avviso, ha fatto la sua parte nel continuare a tenere i toni di questa vicenda il più possibile rispettosi per tutte le parti che sono coinvolte. Aggredita, picchiata perché trans, è successo nel parcheggio della discoteca Area di Mestre. Lei è una 19enne trevigiana che però decide che non ci sta e denuncia tutto. Derisa, strattonata, tirata per i capelli e buttata per terra per la sua identità sessuale. È stata un'aggressione di gruppo violenta, quella nei confronti di una 19enne trans originaria della provincia di Treviso. La giovane era andata alla discoteca Area City di Mestre per la serata evento di Chadia Rodriguez, rapper italo-marocchina. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, gli insulti sarebbero iniziati già all'interno della discoteca. È stato nell'area fumatori. Il primo incontro ravvicinato con una decina di ragazze
ragazzi che l'hanno prima strattonata, poi tirata per i capelli e fatta cadere a terra. Lì il furto della sua sigaretta elettronica. Ma con il passare delle ore la tensione sarebbe aumentata, tanto che al momento dell'uscita dal locale, nel parcheggio privo di telecamere, un gruppo più numeroso, circa una trentina di ragazzi, secondo la giovane, avrebbe accerchiato e aggredito lei e le sue amiche con spintoni, calci e insulti. Le vittime sono riuscite a documentare parte dell'accaduto con il proprio cellulare. Sul posto la polizia, ma gli aggressori al momento si erano già allontanati. È stata un weekend di Pasqua e Pasquetta tragico sulle strade del Veneto, 4 vittime, tutte trevigiane, poi racconteremo, in parte già ieri nel nostro telegiornale, ma lo racconteremo nuovamente nel telegiornale di Treviso. Questa mattina però un'altra vittima, parliamo di un 82enne Luigi Leone, siamo a Bigasio nel Veronese, che è stato investito mentre era in sella alla sua bicicletta in centro, agricoltore in pensione. Leoni è morto poco dopo l'arrivo del SUEM. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era appena uscito di casa, stava pedalando verso il centro del paese quando è stato travolto dal furgone guidato da un 46enne del posto. Come dicevamo, purtroppo nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori non c'è stato nulla da fare, come non c'è stato nulla da fare per il 21enne del Padovano di Borgoricco, che è morto ieri, un'altra tragedia di Pasquetta, scivolato e annegato nell'astico ad Arsiero. È un ricordo di un ragazzo molto educato, sorridente, era riservato come carattere, ma quando aveva confidenza, era una persona che ti faceva stare a proprio agio. Non trattiene le lacrime la signora Antonella, ancora incredula per la tragica morte di Alessio Nicolas Popa, 21 anni. Amica di famiglia, ha voluto stringere in un abbraccio mamma Gina, Marius e la sorella di Alessio. Loro non se la sentono di parlare, stretti in un dolore difficile da raccontare. Una tragedia è piombata a San Michele delle Badesse, frazione del comune di Borgoricco, in un giorno di festa. Era il tardo pomeriggio di ieri quando Alessio Nicolas è scivolato nelle gelide acque dell'Astico. Stava passando la Pasquetta con gli amici in un posto incantato, il parco naturale della Pria, dove il torrente crea piscine naturali. La tragedia si è consumata in pochissimi istanti quando Alessio è scivolato e ha battuto la testa senza riuscire più a tornare a galla. Immediati sono scattati i soccorsi. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Vicenza a individuarlo a 6 metri di profondità e a una 50 di metri da dove era caduto. Recuperato e portato a riva, nonostante un disperato tentativo di rianimazione, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi della famiglia che da Borgoricco si era precipitata ad Arsiero. A loro anche il cordoglio del sindaco di Borgoricco Gianluca Pedron, colpito da una tragedia che lascia sgomenti. Una località tristemente nota, la Pria, dove numerosi sono stati gli incidenti nelle giornate di festa. Lo scorso giugno le acque dell'Astico erano costate la vita a un 28enne di origine polacca. Nel 2022 qui era morto anche un 31enne di Selvazzano Dentro. Finita la scuola aveva trovato subito un lavoro Alessio Nicolas Popa, un giovane che guardava con serenità al futuro. Dopo l'arrivo del nulla osta, i funerali saranno celebrati nella chiesa di San Michele delle Badesse. Era una consolazione per i genitori di quei ragazzi che tutti vorremmo avere. E adesso io spero che sia già su e che aiuti la famiglia. E poi a Mestre con il bimbo di 7 anni aggredito e morso da un Rottweiler scappato dal guinzaglio. Un morso violento ma che non ha leso arterie o nervi. Il bambino è ferito, sta bene, la prognosi è di pochi giorni. Poteva succedere il peggio al bimbo di 7 anni azzannato mentre era a passeggio con la sua famiglia in via Cavallotti a Mestre. Il Rottweiler di un 17enne di origine straniera è fuggito al controllo del padrone e questione di attimi ha azzannato il piccolo di 7 anni al braccio sinistro. Da subito le condizioni del piccolo sembravano gravi, per questo i genitori hanno chiamato i soccorsi che hanno trasferito il bimbo all'ospedale di Mestre, dove tuttora resta sotto osservazione. Sul posto anche la polizia locale per le indagini del caso. Il padrone del cane non si era infatti fermato al momento dell'aggressione, ma è stato rintracciato e successivamente denunciato dagli agenti.
È stato individuato ed è indagato dalla Procura di Rovigo un 55enne, sarebbe responsabile del cartello di minacce contro la deputata polesana del Partito Democratico Nadia Romeo. Questo cartello di minacce, scritto a mano e indirizzato alla deputata polesana del Partito Democratico Nadia Romeo, era apparso nella tarda serata di giovedì 2 aprile all'ingresso della sede della CGIL di Rovigo. Dopo 48 ore di indagini, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati un 55enne nato a Monselice, nei confronti del quale la procuratrice Manuela Fasolato ha firmato un decreto di perquisizione e sequestro eseguito dalla Digos. L'uomo deve rispondere di minaccia aggravata e violenza o minaccia a un corpo politico amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, aggravati dall'aver agito con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. A rendere possibile l'identificazione e l'esame delle telecamere di videosorveglianza avviato subito dopo il fatto dalla polizia. Al momento l'indagato non risulta appartenere al movimento Casa Pound, sono tuttavia in corso ulteriori accertamenti. Nadia Romeo, a cui erano arrivati attestati di solidarietà bipartisan, è uno dei 32 deputati di opposizione sospesi dopo che lo scorso 30 gennaio avevano occupato la sala stampa della Camera per impedire lo svolgimento di una conferenza stampa sulla remigrazione che tra i relatori prevedeva anche il portavoce di Casa Pound. La cronaca di nuovo, la famiglia è ammessa, i ladri razziano la villa, parliamo di un imprenditore di Rossano Veneto. Sono riusciti a penetrare attraverso la recinzione che dall'azienda porta alla nostra casa e neutralizzare l'impianto di videosorveglianza e anti-intrusione, e poi sono riusciti attraverso lo scasso di un serramento anti-sfondamento ad entrare in casa. Sì, nonostante un impianto di allarme, la videosorveglianza è l'ultimissima generazione, le vetrate antisfondamento presenti su tutta l'abitazione, i malviventi hanno agito a colpo sicuro, come ci racconta la vittima dell'ennesimo assalto in villa, l'imprenditore Andrea Castaldello, titolare della Villier Triestina, azienda leader nella costruzione di bici da corsa, che vive con la famiglia in via Fratelvenza, Rossano Veneto. Hanno approfittato della loro assenza mentre si trovavano in chiesa per le liturgie pasquali, agendo tra le 21 e le 22. Una volta dentro, i ladri hanno messo a soqquadro tutte le stanze, hanno arraffato preziosi orologi per un valore di decine di migliaia di euro. Erano sicuramente più persone, qualcuno era sicuramente all'esterno a fare da piantone, quindi una banda benissimo organizzata e che sapeva fare bene il proprio mestiere. Volevano trovare cose molto facili da monetizzare, hanno poi anche portato via le videoregistrazioni delle telecamere, quindi conoscevano anche molto bene, anche a livello elettrico e elettronico, cosa sono le attrezzature all'interno della casa, sia a livello di sorveglianza e anti-intrusione. Il furto è stato immediatamente denunciato ai carabinieri, che ora stanno svolgendo le indagini per risalire agli autori. Siamo in attesa adesso di entrare in contatto con la polizia locale qui di Rossano per capire se c'è qualche immagine lungo la strada che può aiutare magari le indagini e capire eventualmente chi o quali macchine, magari con targhe rubate, possano essere state avvistate in quelle ore. È palpabile il rammarico della vittima di questo colpo. C'è da dire che è difficile poi andarli a pescare anche dopo il reato commesso, per il fatto che magari sono anche molto distanti da qui, magari prendono l'autostrada con macchine rubate, è molto difficile trovarli, e poi anche da dire che nel momento in cui si trovano non è così facile anche che rimangano all'interno delle nostre case penitenziarie. Da Rossano Veneto dal Bettone, con lo spaventoso incendio che ha devastato il magazzino del ristorante di proprietà della famiglia dell'ex consigliere regionale e sindaco Gio Formaggio. Siamo una famiglia positiva, ripartiamo subito, infatti siamo stati qua tutta la notte a pulire, a tirare fuori le cose, e resta il dispiacere, insomma, perché avevamo tante cene, tanti catering da fare, è andato distrutto in pratica tutto, però già stasera riapriamo il ristorante in qualche modo, da buoni veneti. Gio Formaggio ostenta coraggio e ottimismo nonostante il duro colpo subito. Verso la mezzanotte di Pasquetta il magazzino dei ristoranti di famiglia di Lovertino è andato a fuoco, una pesante fatalità. L'innesco pare sia derivato da un cortocircuito di una cella frigorifera.
L'ex consigliere regionale esclude tassativamente che possa esserci il sospetto di un gesto doloso, derivato magari dal recente annuncio del suo ingresso nel partito del generale Vannacci. No, assolutamente no, non riguarda niente di tutto ciò. Con i vigili del fuoco, che ritorno a ringraziare, perché se arrivavano 10 minuti dopo non ci sarebbe più niente del ristorante. 200.000 euro di danni la prima stima tra la struttura diventata inagibile e gli alimenti stoccati per 14 eventi già programmati. Fortunatamente la sala e le cucine sono state risparmiate dalle fiamme. Quando ho visto i miei fratelli piangere stanotte, gli ho detto: ragazzi, bisogna farsi sulle maniche e ripartire più forti di prima. Ringrazio anche i tanti clienti che mi hanno già mandato dei messaggi di solidarietà. La solidarietà non è mancata non solo in paese attorno all'ex sindaco, in tanti si sono stretti per aiutare. La situazione, come avete visto, è pesante. Fortunatamente, la cosa importante è che non si sia fatto male nessuno. Adesso cerchiamo di operare, intervenire velocemente, dividendo, liberando il locale, mettendo tutto in sicurezza. Ecco, che tempi ci saranno? Per il momento si riesce a fare una stima di massimo? Ma cerchiamo già di intervenire in giornata, comunque qua qualche giorno di lavoro c'è sicuramente per mettere in sicurezza. Quello che dispiace di più è questo, c'era il lavoro della mia famiglia, dei miei fratelli, che qua stiamo parlando di 300 euro di carne e ce n'erano una ventina appese e poi la tradizione veneta è andata distrutta, nel senso è brutto, perché è il lavoro di una vita. Nel Padovano il primo caso di West Nile del 2026, vediamo di chi si tratta. Desidero rassicurare la popolazione in merito alla notifica di un caso di West Nile segnalato il 19 marzo. Si tratta di una segnalazione relativa a una persona rientrata da un paese tropicale dove è nota la possibile circolazione del virus. La situazione non rappresenta un motivo di allarme per la comunità. Così il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Eugania, il dottor Luca Sbroggiò, in merito al primo caso di West Nile nel Padovano nel 2026. Si tratta di un caso di importazione individuato il 19 marzo, appunto, che ha riguardato un uomo rientrato da un viaggio in Thailandia. Il comune euganeo, intanto, avvierà dal 13 al 30 aprile la disinfestazione larvicida nelle aree pubbliche, partendo da Brusegana, mentre resta alta l'attenzione anche su dengue e chikungunya. È tuttavia importante non sottovalutare la prevenzione, soprattutto quando si viaggia in aree a clima tropicale, ha detto il dottor Sbroggiò in una nota. Raccomandiamo l'uso di abiti protettivi come maniche lunghe e l'impiego di repellenti per insetti. Al rientro, in presenza di sintomi sospetti, è fondamentale rivolgersi tempestivamente al proprio medico. A Padova è in lutto la morte dello storico magistrato Pietro Calogero. La magistratura ancora tiene botta e svolge il suo compito, conosce il sacrificio, conosce la capacità anche di svolgere i propri compiti andando oltre che sono gli steccati del dovere in senso stretto. Una vita al servizio della giustizia, quella di Pietro Calogero, morto a Padova a 86 anni, come testimoniava in questa intervista realizzata all'apertura dell'anno giudiziario a Venezia nel 2012. Magistrato simbolo della lotta all'eversione degli anni 70, ha legato il suo nome all'inchiesta che esattamente 47 anni fa, il 7 aprile del 1979, portò in carcere Emilio Vesce, Oreste Scalzone, Toni Negri e gran parte dell'organigramma del movimento di autonomia operaia. Molti degli incarcerati risultarono non imputabili per la giustizia italiana, tanto che in quegli anni fu coniato il termine teorema Calogero. Tra le persone a lui vicine, l'ex sindaco di Padova ed ex ministro Flavio Zanonato. Mi mancherà moltissimo perché continuavamo a vederci in un gruppetto di amici almeno una volta al mese, poi c'era una festa poco prima di Natale. È una persona squisita, mossa da un senso di giustizia, di imparzialità
nelle sue indagini davvero ammirevoli, per cui se si rendeva conto di imboccare un percorso sbagliato lo abbandonava e ripartiva cercando ulteriori elementi nella giusta direzione. Procuratore capo a Padova per oltre 15 anni, Calogero ha concluso la sua carriera come procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia. Siciliano d'origine, madre vietnamita, si è laureato a Messina nel 1963 e aveva compiuto 86 anni lo scorso dicembre. Non basterebbe un libro a ricordare il lavoro di Pietro Calogero, davvero mio grande amico, è morto a 86 anni e quindi ha vissuto abbastanza a lungo, però non a lungo, aveva ancora un'enorme voglia di vivere. Nella ultima vicenda sul referendum si era impegnato per far votare no, quindi aveva una vivacità mentale ancora fresca. Purtroppo ha vissuto a lungo, ma non abbastanza per quanto avrebbe voluto ancora fare. I funerali si terranno venerdì prossimo alle 15:30 nella chiesa di Rubano. Grazie per averci seguito, arrivederci.